Eccoci qua, rientrai in studio in cucina e se aggiorniamo subito qui i dati della rete. Zaira, su Facebook cosa dici di noi altri? Ciò che siamo pulito perché se ne vado a quarta mi comporto così, resta No, tutto. no, ma tutti quanti a rete si interessati, che piace, insomma, voglio dire. Magari prima bisogna aggiornare la gente, bisogna fargli capire robe che Ma ora esiste. se per qui, ora che mi segui migliaia, 7.000 contatti settimana Madonna, scorsa. è che tutto da capire, robe come che vuoi andare Oh, e far meglio che si può. sì. Porco. Beh no, e ora niente, adesso passiamo all'altro ospite, e Floriano Gasparini, presidente della Proloco. Ieri sera è stato fatto i carri mascherati a Santa Cristina, che cosa ha mandato un video stamattina sulla pagina Monsignor Tognana, e sta una roba per me bellissima, bei carri, gente che non si capisce come che riesce a fare roba del genere, perché per fare roba che sia fatta da una ditta, da un specialista. Comunque, Floriano, conta la tua storia, ti vedo abbastanza lumido ieri sera. Orgoglioso? Che ha fatto? Buongiorno a tutti, tanto grazie Faustino, scusa la voce ma è proprio il sintomo della festa, visto che l'ho appena detto è una festa, è stata veramente una festa, anche perché è stata una prima volta e come tutte le prime volte cerchiamo di ricordarsi il bello perché è brutto insomma, è quello che dobbiamo migliorare. È stato voluto fortemente sta roba sia dall'amministrazione che dalla Proloco stessa che ha nello statuto quello che è una missione primaria che è la valorizzazione di tutto il territorio comunale, quindi quando stiamo a guardare dove che siamo nati, anche se che frazioni, quinto e quinto, e quindi l'identità sì, però i campanilismi che non fruttano niente, è meglio che si teniamo in scarsera. Che c'è sta un'affluenza molto positiva e al di fuori delle aspettative perché tutti hanno riconosciuto tanta gente, tante famiglie. Noi era freddo, siamo stati aiutati. Tanti tosatei, quindi noi altri che avevamo centrato Bambini. che era, certo, bambini, abbiamo centrato quello che era l'obiettivo, che è quello di dare ai posteri delle tradizioni che i nostri veci, non precisamente nel carnevale, ma ad altre che dopo voglio soffermarmi un secondo, avevamo proprio quello di trasmettere tutte queste tradizioni. Devo ringraziare tutti perché il soggetto propositore è Proloco, però all'interno del Proloco, insieme a Proloco, c'è stato tantissimi soggetti che hanno contribuito, in primis l'amministrazione comunale che ha dato un apporto non indifferente a questo progetto che come che ha ricordato scusate anche ieri sera il sindaco, e sarà un progetto alternato perché giustamente come che ho detto prima un anno a Quinto e un anno a Santa Cristina perché è giusto che sia così. È giusto che sia così. Mi voglio solo dire due cose rispetto a quello che fa Proloco adesso in quello che è la valorizzazione del territorio. Noi altri abbiamo già cominciato un anno e mezzo fa a creare una manifestazione che si chiama Ambientarte in Ostiglia, che a maggio avviene qua a pochi metri da casa. Senza che te vai lungo, te torni qua una volta Va e parliamo solo che di qui. Benissimo, perché allora. così te dici la notizia più fresca. Certo, e, certo. E se te meglio in mente. Insomma. Certo, allora mi dico solo questo, ringrazio Faustino, ringrazio tutti quanti e dico che a Proloco non c'è solo sottoscritto un consiglio di amministrazione di 100 soci, a Proloco siamo tutti, perché quando che ti si per strada e qualcuno ti domanda da dove sito, ti dici del quinto, da quello che si, quindi ognuno fa promozione del territorio, non il sottoscritto o chi che gana a tessere scarsì. Grazie. Un'altra roba che dovevo fare avanti, qua che faremo sulle nostre trasmissioni, ogni tanto faremo conoscere qualche gioco o giocattolo di una volta e qua vi mandiamo subito un contributo filmato e dopo parliamo con Asita sia di giochi che di Tognana che è una fonte inesauribile. Eccoti qua, stasera vedremo Asita Corrato che è venuto a farmi vedere come che si fa un giocattolo della volta. Una bambola fatta con i scartossi, che in italiano sarebbe bratei. E a casa Bratte si chiama. Bratte, vabbè. E dita, chi ti ha insegnato a fare questa bambola qua? Mia nonna, perché quando eravamo piccoli, si voleva la bamboletta e la nonna me la portava in staia e mi ha insegnato a fare la bamboletta.
E leghiamo qua sotto il collo. Adesso le mettiamo la parrucca dei capelli, sempre barba di pannocchia. Una volta a Coea si faceva con farina di fior. Ecco, questa sarebbe la bambola che si faceva una volta con nonna in staia. Bella, grazie. Andiamo su Facebook e ti vedrà anche a Roma ora stavolta. No, Eh sì. Ecco qua, a Zaira siamo sempre con Facebook, come andiamo qua? Tutto funziona, Ah, benissimo. sempre commenti positivi. Eh sì. Bene, e ora adesso passiamo e domandiamo a Zita perché io una che so, a bambola della Zita, a bambola sta diventando una roba quasi sacra a momenti, che ha tanta esperienza e tante storie da contare, perché io diremo che come un signor Tognana, che se quello che noi abbiamo fondato questa associazione Tognana praticamente, e abbiamo suo a fianco per anni che ha tante esperienze. Zita, chi era il signor Tognana? il signor Tognana era il parroco di Santa Cristina e da quando ero ancora che andavo a dottrina, mi insegnava dottrina e dopo mi insegnava anche a curarsi con le erbe. Ah. Dopo Igiene, credo che adesso Sì. ancora che anni ha? Ah, mi legò un ricordo che non posso dimenticarlo, perché era mia mamma che il dottore era venuto rubinato, che era ancora rubinato, così. E ha detto che fin domani non arriva, perché era ciappata proprio mai, insomma. E dopo da via il dottore, se veniva un signore a trovarla, e mi sono restata mai, che il dottore mi ha detto così, perché e mi ha detto, ascoltami, adesso fa quello che ti dico, ti vedrà che tua mamma ha fatto. E allora ho ascoltato lui, e mi ha fatto mettere su i sanguetti, su dove che aveva il sanguisughe. i sanguisughe, per levare il sangue che era fermo, e dopo altri impacchi, altre robe. Scusa, che aveva una febbrite? Una trombosi, Una trombosi, ma sì. molto forte, che Sbagliato. mai era ciappata, mai. E ora, al di dopo il dottore si passa ancora. E l'ha vista piuttosto un po' migliorata, ma si è accorto che mi aveva fatto qualcosa di Monsignor Tognana e mi ha sgridato. Era mica che ho detto, senta dottore, per lui mia mamma non dovrebbe più essere un po'. E mi ho provato. E dopo da che volta mi ho seguito Monsignor Tognana e mia mamma si guariva, che ha vissuto fino a 97 anni. 97 anni. E insomma, è stata un'esperienza che non posso dimenticare, insomma. Bianca, ti dicevi che vi insegnava a scuola, il quadernetto noi abbiamo riprodotto sul sito Monsignor Tognana, sul sito internet. E mi feia scrivere anche un quaderno e su ricette che mi dettava. E se su qui abbiamo messo sul sito, Ah, che se a scrittura tua che abbiamo fatto, che fatica anche a lei, però è stato tradotto da Silvia Lignana, la nostra capito. collaboratrice qua, e c'è anche qui è veramente una bella esperienza, ma anche tante altre, che è un video che abbiamo fatto ancora sempre quasi, tante robe anche semplici come curarsi, dopo chiaramente
come che si Dopo dice? che vuole costanza, curarsi con le erbe, che vuole costanza, perché non è come una pastiglia, che vuole un po' di più, se più lunga la cura, però non è miracolosa, però è efficace, insomma. Sempre sto binario, fede e scienza delle volte. Sì, ma delle volte si dice no, qui che ti ha fatto meglio, se il dottore, chiaramente manca Toniana, il partia sempre chi andava da Toniana, scusa, dal dottor, gli fa una diagnosi, andava anche perché mica Non questo avevi è, i soldi, qui se parliamo. andava dal dottor, ma dopo se andava da Monsignor. Sì, che ti E fa era sempre a cuore per andare, perché c'era gente che veniva anche da altri paesi, che delle volte che si va fuori quel gruppo così, tanti che mi portano Sì, le sì. erbe, tanti che mi dicono, a me abbiamo conosciuto Monsignor Togliano, specialmente i più anziani, sì. tanti da diversi paesi. Mino di Albigina che aveva portato testimonianza qua in trasmissione e aveva il problema di impori, su ognuno Santa Cristina con la conta con te dove c'è era in aria. E dai, Che si sentiva cose vabbè, sì. e tanto è bene, ma non la dico un tempo come una roba culturale, storica, dopo ognuno insomma fa sceglie le strade perché Ma qualche anno fa era uno che aveva dei problemi, erano fuori tante mace, che non gli era buono di guarirlo, il dottore non capiva cosa che gli era. E ho detto, prova con i pacchi di fen tutta la persona. E che ho fatto? Dopo 3 impacchi si guariva, non si disintossica. Va bene, Sì, sì, che cose che bisogna avere anche fiducia, insomma, un po'. provare, sì. E dopo essere costanti, ecco. Va bene, e ora se fermiamo qua, grazie Gita, questa è la prima puntata dell'importante esercizio prefestivo perché va in onda del Savo e niente, salutiamo tutti quanti, a seguire qua su Facebook le novità, così come prima. Era tutto qua, Come ferma prima? tutto. Tutto fermo, Sì, un brindisi. fermo un brindisi a Siccio, allo Stivio, al Remiglio, se vi promettiamo anche di cavagna gente perché volevo anche venire, Non mi credo mio. volevo anche cantare in compagnia, prima creare che il clima è lasciata tranquillo, dove non se ne mostri né delinquenti. Grazie per l'attenzione e arrivederci.